Buongiorno a tutti, eccoci qua, buon sabato amici, siamo sempre qui su Veneto Globe, mancano ancora poche puntate, poi andremo in ferie e ci ritroveremo a settembre. Oggi una puntata speciale, perché tratteremo ancora l'argomento che diciamo ci sta molto a cuore, visto che noi ci occupiamo del settore della musica, del teatro, dello spettacolo, del cinema. E con questa puntata tratteremo l'argomento discoteche, locali notturni e tutto quel settore che purtroppo ancora una volta è stato penalizzato o ignorato, è andato quasi nel dimenticatoio, quindi è giusto dargli voce e affronteremo questa tematica con un ospite particolare, ma ve lo svegliamo dopo. Adesso aspettate qui, torniamo subito, prima un po' di pubblicità. Eccoci qua, siamo tornati. Adesso mi collegherei con l'ospite, questo nostro personaggio, tutto di spicco e molto carismatico, è un direttore artistico, performer, attore, cantante, intrattenitore, maestro di cerimonie, ufficiale e ambasciatore del Carnevale di Venezia nel mondo. Si occupa dell'intrattenimento e della direzione artistica dell'Odissea di Spresiano. Lui è il Principe Maurice. Ciao Maurizio! Ciao a tutti, ciao a tutti. Mi sentite bene? Tutto ok? Sì, io ti sento, tu mi senti? Sì, ok. Ho fatto una breve introduzione. Procediamo. Ho fatto una breve introduzione parlando del settore della notte, del settore delle discoteche, che ultimamente Sì. diciamo che è un po' lasciato, tra virgolette, non nel dimenticatorio, ma quasi proprio, non è preso proprio calcolato assolutamente, quindi io E questa è la cosa sto molto portando avanti anche frustrante. per dare un po' di voce proprio a voi, che siete i portavoce, comunque vi tocca in prima persona, e capire anche cosa state facendo, come riuscite a lavorare e
Comunque vi faccio comunque sempre un in bocca al lupo, che la vostra determinazione, comunque la vostra bravura venga valorizzata, perché voi siete un settore che viene un po' sminuito ed è sbagliatissimo, perché dietro di voi c'è un lavoro grandissimo, passione, impegno, dedizione e tanta professionalità, ed è giusto farla scoprire anche a tutti quanti. A te la parola. Grazie Valentina dell'invito, grazie davvero di questo spazio. Tutti gli spazi sono importanti in questo momento per poter esprimere la nostra delusione, la nostra frustrazione, considerato il fatto che l'ambiente dei locali di intrattenimento da ballo, comprese le discoteche, è quello che si è messo in primis a disposizione anche attraverso l'associazione principale, che è il Sindacato Italiano Locali da Ballo, il SILB, di cui io sono anche tra l'altro portavoce nazionale, per la funzione culturale e sociale. E proprio in questo senso noi avevamo già presentato un protocollo che anticipava praticamente questo, adesso generalizzato sul discorso dei Green Pass, quindi con grande attenzione e con grande responsabilità riguardo la prevenzione ai contagi. Tra l'altro diciamo che le discoteche sono appunto un contenitore giovane e avremmo potuto portare ai giovani il messaggio di vaccinazione, di comunque tutela, eccetera, invece così lasciandoci chiusi li hanno di nuovo abbandonati a loro stessi in situazioni non controllate, non legali spesso, non gestite, e soprattutto hanno in questo modo decretato la fine, la morte di moltissime attività. Riescono a stare in piedi soltanto quelle che si sono, diciamo, trasformate in lounge bar o in ristoranti, ma non è la vocazione dei locali da ballo. I locali da ballo vogliono far ballare e divertire, e io non capisco per quale motivo, visto che si balla ovunque, nelle fiere, negli incontri, in qualsiasi tipo di festeggiamento, addirittura nei bar e sulle spiagge, perché non si debba e non si possa farlo anche nei locali da ballo, che si chiamano così proprio perché sono destinati a questa funzione. Ballare non è malsano, anzi è un'attività comunque motoria, e addirittura ci sarebbe un escamotage per cui se si appartiene a un club di attività motoria guidata da un maestro o comunque da qualcuno, si potrebbe comunque capire facendo ballare. Quindi cioè, è veramente assurda la situazione, è ipocrita, e soprattutto, come dicevi tu prima, è stata questa indifferenza nei confronti di decine di migliaia di lavoratori, perché ci sono i proprietari, i gestori, gli amministratori di queste strutture, ma ci sono anche le persone che lavorano a qualsiasi livello, i camerieri, i baristi, chiunque, per arrivare fino ai DJ, ai performer, e PR. Insomma, c'è un indotto incredibile, straordinario riguardo a questo mondo, e questo si è capito, è stato ribadito. La comunicazione del SILB negli ultimi tempi si è molto svecchiata e ha cercato proprio di dare questa sensazione di importanza del settore, ripeto, e dal punto di vista culturale, perché quando un genere musicale coinvolge centinaia di migliaia di persone, diventa cultura, così come magari non è stata capita la musica techno ancora, o la musica da discoteca adesso, non era stato capito ai tempi il rock, e prima ancora il jazz, e prima ancora la musica classica contemporanea a confronto a quella classica tradizionale. Per cui diamo tempo al tempo, siamo nella storia, noi già a partire dagli anni 80 con il boom delle discoteche internazionali, partendo dagli Stati Uniti ma arrivando ben presto anche da noi, addirittura noi già dagli anni 50-60 avevamo locali da ballo, se non tornando indietro addirittura agli anni 20, quando comunque ci si divertiva e è cominciato a esistere il divertimento organizzato. Cara Valentina, concludo così il mio intervento perché ci sono un po' di problemi di connessione e gli impegni incalzano. Però ecco, quello che volevo aggiungere a ciò che ci siamo detti è che veramente è frustrante essere considerati cittadini di serie B, lavoratori di serie B. Credo che abbiamo veramente diritti costituzionali che devono essere rispettati anche nei nostri confronti, e soprattutto per le ragioni che ti ho detto prima mi auguro che il governo si ravveda riguardo a questa decisione così drastica che ha avuto di tenere chiuse solo le discoteche. Ripeto, l'ambiente dei locali di intrattenimento da ballo, di cui le discoteche fanno parte, sono stati i primi a proporre un protocollo
rigido tanto quanto quello che il governo poi ha partorito. Tra l'altro il comitato tecnico-scientifico aveva approvato, ma parliamo già di 2 mesi fa, tutto quello che noi avevamo proposto. Potremmo e mi auguro che saremo anche un ottimo vettore di comunicazione riguardo la prevenzione, la vaccinazione eccetera nei confronti dei giovani, per cui davvero è necessario che i locali riaprano e che la gente possa lavorare. I ristori sono ridicoli, veramente è impossibile di fronte alle perdite subite da 1 anno e mezzo a questa parte pensare a dei ristori di quel genere, per cui insomma davvero noi vogliamo lavorare, non ci interessa di essere ristorati tra virgolette, qualcosa ci deve arrivare perché le perdite sono state enormi, però se ci fanno lavorare noi siamo contenti e soprattutto sarà contenta la gente, in particolare i giovani, perché avranno dei posti sicuri dove andare. Con questo ti saluto, ti ringrazio e andiamo avanti a fare quello che possiamo, quindi senza dubbio Dinner Show con grande sforzo e con grande qualità nonostante i problemi che ci sono. Qui all'Odissea è una garanzia, io sono contento della mia collaborazione con i venerandi che sono ormai diventati anche per me una famiglia e vi aspettiamo almeno in questa circostanza per sostenerci un po' a vicenda e riuscire ad andare avanti, ma la cosa importante, ripeto, è che ci venga riconosciuta una dignità che fino ad ora ci è stata totalmente tolta. Ciao a tutti, grazie Valentina e in bocca al lupo a tutti quanti. Ciao. Eccoci, siamo tornati, abbiamo conosciuto perché ancora non lo conosceva e comunque siamo stati un po' a parlare e abbiamo dato voce al principe Maurice, che in questo momento c'è bisogno di persone come lui e anche c'è bisogno di dar voce a questa realtà, a questo settore, a questa, come diciamo, categoria che ancora una volta non ha il merito che deve avere e non ha il giusto compenso. Mi auguro che questa voce, questo appello fatto da Maurizio arrivi ai piani alti e possa essere qualcosa. E quindi mi auguro che anche loro riescano a lavorare come meritano, perché comunque sono persone professionali, persone che si impegnano, umili e che cercano di dare un servizio di intrattenimento impegnandosi e facendo star bene gli altri. Quindi i posti dove fanno star bene gli altri è giusto che vengano premiati. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti e ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Veneto Globe.